Bellissimo qua. Molto bello. Però devo tornare in comune. Sì, Sai sì, che sì. abbiamo le elezioni, siamo tutti trifolati, siamo. Trafelati. Senz'altro. E poi dicono che i politici non fanno niente. Guarda che questa è una frank news, È una fake news, assessore. Senz'altro. Com'è che si dice? Sì. È un prototipo da sfiatare? Da sfatare, Sì, sì. uno stereotipo da sfatare. Bravo, Se vuole eh. sfiatare è meglio che vada più lontano. Senz'altro. No, comunque se lei si è preparato sul video, molto semplice, facciamo prestissimo. Senz'altro. Si è preparato? Assolutamente no. E non avevo dubbi. Di cosa sai che parla il video? Parla Ricordami. dell'importanza delle vecchie vie romane che Ah. ancora oggi attraversano il nostro territorio. Senz'altro. Ecco, dobbiamo dire ad esempio che le strade principali in Europa seguono ancora i tracciati delle vecchie vie romane e che la cosa importante... Ma mi sta seguendo o no? Onestamente mi sono perso un attimo. Ma mi sto perso. Osservavo la natura, sti uccellini che passa, gli alberi Sì. del fiume e mi è venuta in mente una barzelletta. Posso dirla sul video? Dipende, però non... E ora ascolta Metagi, sai perché un uccellino è più divertente di un pesce? No. Perché è piumato, hai gatto capire? Sì, carina, dai, carina. È piumato. Sì, che sì, seria, è carina. perché il piume, l'uccellino, Sì, il è pesce carino. non ha il piume. Sì, Ma sì. piumato vuol dire anche Sì. più pazzerello. Più Cioè, pazzerello, posso più pazzerello. Posso dirla sul video? No, perché non c'entra niente né il pesce né l'uccellino. Esatto, Dobbiamo esatto. parlare delle vecchie strade romane. Vecchie strade romane. Oh, si concentri per favore. Senz'altro. Dobbiamo dire che le tecniche di costruzione delle vie romane Sì. sono ancora oggi un punto di riferimento. Ad esempio, non so, l'idea di progettare delle strade larghe con un fondo drenante arriva proprio dalla Ma mi sta seguendo o no? Scusami, io devo pensare all'uccellino piumato ancora. L'uccellino piumato. Bisogna che acconta il prossimo comizio questo. Sì. Ho detto che abbiamo elezioni. Sì, me l'ha già detto, me l'ha già A detto. parte che vinciamo sicuro perché noi abbiamo una tecnica infallibile. Abbiamo la tecnica elettorale della staffetta di soppressa. Che non l'ho mai sentita sta tecnica. Funziona così. Praticamente noi altri da 25 anni Sì. alterniamo sindaco vice sindaco. Quello che fa il sindaco l'anno dopo fa il vice sindaco col mandato dopo. Ah. E col mandato dopo il vice sindaco Sì, fa il quindi sindaco. fate la staffetta. Sai la staffetta? E la soppressa? Perché così l'opposizione è soppressa. Hai gatto capire? Posso dirla sul video? No, non dire può che- fare promozione nel video, no. Non posso nominare il nome del No, partito, non no, posso nominare no. neanche dei vice sindaco. Vota la Neanche. vice, vota No, la vice no, sindaca. non si può, non le si strane può. romane, No. ma vota la vice No, vota la vice sindaca. no, Senz'altro, no, se è senz'altro. pronto partiamo. Partiamo. D'accordo? Si prepari e via. Discovery Channel Chuck 1. Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contin e oggi ci troviamo dove sei che siamo qua? Stop Concordia Sagittaria e proprio perché qui una volta passava l'antica via Annia. Ah, sì, a questa? No, non si vede. E ora cosa siamo venuti a fare? No, non si vede adesso. Gliel'ho detto anche prima, le vecchie strade romane sono le fondamenta di quelle moderne, nascoste ma presenti. Ah, adesso che ho capito. Mi è venuta un'idea, ascolta Metagi, fammi, ascolta. Discovery Channel Chuck 2. Ciao persone, benvenuti a Discovery Channel. Oggi siamo a Concordia Sagittaria, dove che una volta passava la via Annia. Anche se adesso non la vedi, ma essa c'è, è par sotto. In pratica la via Annia è come la nostra vice sindaca e tu non la vedi, ma essa c'è, è par sotto. E se oggi il nostro territorio è come che è perché lei c'era una volta e se lo vorrai ci sarà per sempre, grazie al meccanismo della soppressa elettorale. Vota la vice sindaca, vota molto buio, femo chiaro. Stop! Assessore!